In English please. Questo video inizia così. Allora, vai giù. In questo video parliamo di un argomento che accomuna tutti gli studenti dal primo all'ultimo, dalla prima media al quinto anno di liceo. Perché queste cose succedono dalla prima media fino al quinto anno di liceo. Alle elementari non succede, come si dice, all'università non succede. Allora, questi professori, no? Queste professoresse che insegnano inglese, tu gli chiedi una cosa, ok? Posso andare in bagno, per favore? In English please. Questa è la sua risposta. Vabbè, io vi saluto, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspetta, mercato, Batman napoletano. Scusate se per l'intro un po' così, un po' lunga, però dovevo specificare un pochino. Allora, vai giù. Come vi ho già detto, scusate, sto sistemando una cosa. Allora, se tu vai a chiedere, ok, questa cosa non è contro nessuno, per nessuno, però vi prego, finitela. Infatti, cioè, se tu non metti caso, no? È un momento di panico, ok? Devi andare in bagno che non ce la fai più e ti scordi, magari hai un lapsus mentale, ti scordi come si dice in inglese, posso andare in bagno. Stai inguaiato, cioè rendiamoci conto, cioè sei inguaiato. Oggi faccio un piccolo taglio, un piccolo cambio di postazione, ci metto 5 secondi, riprendo subito col video. Rieccomi, sistemo pure qua, ok. Allora, stavo dicendo, se tu hai un vuoto, magari un piccolo vuoto di memoria, e non ti ricordi come si dice in inglese, posso andare a bagno, cioè tu a tutto, perché ci stanno dei professori, soprattutto dal liceo, che l'anno prossimo ci andrò, quindi non so neanche cosa mi aspetta. Qua registra, ok. Cioè non so neanche cosa mi aspetta e alcuni professori di inglese dicono no, sto lagrimando, non so neanche il perché, dicono se tu non sai dire come si dice, posso andare in bagno in inglese, ti dicono no, non puoi più andare se non sai dire. Ok? Poi ci stanno anche quei professori che dicono no, o fai, magari passano 10-15 minuti dalla merenda, dicono no, ma perché non sei andato alla merenda? Tu là come ci rispondi? Cioè rispondono solo perché non saccio, perché il mio corpo ha deciso di farmi andare ora. Ma mi metto pure l'orologio. Vabbè, ritorniamo al discorso inglese. Ehm, Ovviamente tu devi conoscere, ok, le basi dell'inglese e tutto, però se arrivi a, a un vuoto di memoria, ok, che devi proprio andare in bagno, che non ce la fai più, devi andarci, se hai un vuoto di memoria, là tu come fai? Cioè, è difficile, mm, è un po' difficile anche in questi casi, cioè bisogna far capire anche ai professori quello che provano gli studenti. Vabbè, io vi saluto ragazzi, grazie a tutti per la visione, vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale, lasciare un bel commento se la pensate come me. E questo video è stato fatto in collaborazione con The World of Football e il mondo del calcio. In descrizione community di WhatsApp. Ciao, vai giù.